Alessandra Magagnini, rifugio Pranolz. Allora, in questo scorcio delle prealpi bellunesi si possono fare tante attività e abbiamo visto il canyoning, ma ci si può anche rilassare qui al Pranolz in una bellissima spa e facendo anche Nordic Walking perché ci sono tanti percorsi per tutti. Esatto, siamo all'interno del Nordic Walking Park dove abbiamo realizzato con il comune 4 percorsi di Nordic Walking, ma ci sono altrettanti percorsi tutti mappati e tracciati che li potete scaricare sul sito Visit Borgo Valbelluna in lingua inglese e in italiano. Avete la lunghezza, il dislivello e sono tutti tabellati con le tabelle bianco e rosse, quindi sono veramente facili da fruire, adatti a tutti e di tutte le misure, basta solo scegliere dove andare a camminare. E dopo una bella camminata c'è il ristoro di una proposta enogastronomica che è proprio a chilometri zero. Sì, noi tra l'altro ci siamo appena certificati JSCT proprio l'anno scorso, quindi dopo una bella camminata si mangiano i prodotti del posto, abbiamo tutti i fornitori a chilometri zero e perché no, dopo aver mangiato ci concediamo anche un po' di relax perché è giusto dopo una fatica. La stagione qui non è un problema perché è bello venire in primavera, è bello venire in estate, ci sono dei colori bellissimi in autunno e anche l'inverno ha il suo fascino, quindi veramente una località per tutte le stagioni. Sì, siamo fortunati perché il rifugio quando l'ha costruito mio nonno c'era la strada sterrata, ma adesso negli anni è diventato un rifugio proprio accessibile, si arriva in auto, è facile, siamo aperti tutto l'anno e si può veramente godersi dei panorami bellissimi durante tutte e quattro le stagioni. Siamo fortunati.